Ha preso il via oggi il seminario sul tema Le eccellenze del Made in Italy sui mercati internazionali, un workshop organizzato dall'ICE, Istituto per il Commercio Estero, e l'assessorato alle attività produttive, diretto dall'assessore Mariella Lobello. All'evento di stamani, che si è svolto presso la Sala d'Agostino dell'IRSAP di Agrigento, hanno partecipato oltre 30 buyer esteri che hanno incontrato le aziende siciliane che hanno manifestato la volontà di partecipare a un avviso che l'ICE aveva emanato a suo tempo. Un'iniziativa sicuramente interessante questa di oggi, che vede l'ICE, il vostro assessorato, con incontrare la domanda e l'offerta qui ad Agrigento. L'avevamo pensata volendola far coincidere con la festa del Mantorlo in Fiore, dove insieme cultura, tradizioni e futuro potessero incontrarsi. È un evento straordinario. Qui ci sono buyer che arrivano da tutto il mondo, l'abbiamo voluti ad Agrigento, loro sono venuti già spesso a fare cose nelle 4 regioni obiettivo, quindi anche a Palermo ed a Catania non avevano mai al di fuori delle grandi metropoli organizzato eventi come questo. Invece ci saranno oggi, parliamo di strumenti, domani le aziende faranno il loro B2B, sono arrivati della grande distribuzione da tutto il mondo, insomma è una bella e straordinaria occasione. L'IRSAP, come sapete, si occupa di promuovere le aziende e l'internazionalizzazione è il vero volano per l'economia di queste aziende, e quindi con grande piacere abbiamo offerto alla vicepresidente Lobello, all'agrigentina vicepresidente Lobello, la possibilità di parlare con l'ICE per fare svolgere questo incontro proprio nella sua città. E non poteva che essere l'incontro ufficiale qui nella sede delle aziende. Noi abbiamo ricordato agli investitori sia esteri che regionali che nazionali che noi abbiamo tante aree ancora disponibili, che noi abbiamo un clima splendido, abbiamo una Sicilia da amare, e noi siamo convinti che chi viene a investire in Sicilia diventa siciliano. Ecco perché anche i fondi del FERS sono indirizzati a quegli investitori che vogliono investire in Sicilia. Noi metteremo a disposizione i nostri luoghi, le nostre professionalità e quella che è la mission stessa del nostro istituto. Siamo molto fiduciosi, convinti come siamo che ripartendo l'economia, immettendo denaro in questa nostra economia, allora veramente si potrà ripartire.